Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 39esima giornata della Serie B-Win che al Braglia di Modena mette di fronte il Sassuolo di Pea al Crotone, padroni di casa per la promozione diretta, calabresi per rendere onore a un ottimo campionato ormai però senza obiettivi. Dirige Baracani di Firenze, assistenti signori Tegoni e Posado. Che la gara sia viva lo si evince dalle prime battute. Le squadre sono messe bene, ma il primo tentativo arriva solo al 12esimo quando Cofi ci prova da fuori, pallone sul fondo. Le azioni latitano pur con ritmo alto. Lo scambio dei calabresi al 24esimo porta Caetano Khalil a provarci. Bello, ma impreciso. 28esimo, azione di rimessa del Sassuolo con Sansone nello spazio. Arriva Vaintò e allora è proprio Sansone a provarci con il sinistro. Belez c'è. Mancano i tentativi, arrivano gli errori. Quello di Bianchi al 37esimo è emblematico del momento della partita. 44esimo, fulmine a ciel sereno quello scagliato da Sansone. Il suo sinistro a giro è bello e velenoso, ma non crea alcun tipo di problema a Belez. Andiamolo a vedere, il numero 12 risulterà poi decisivo nel corso del match. Primo tempo che termina così, avaro di emozioni e ripresa che comincia laddove ci si era fermati. Al 51esimo il tentativo su calcio di punizione porta la firma di Ciano, non inquadra però lo specchio della porta. 54esimo, non ci sono spazi e allora ci provano i singoli. Stavolta tocca a Nicola Sansone dalla distanza con il destro che finisce però a lato. 61esimo, il primo brivido vero della partita è fortuito. È Gianluca Sansone questa volta a provarci, defilato sulla sinistra, cerca il cross, ne viene fuori in qualche modo un tiro, Belez si salva in qualche modo. 64esimo, ennesima azione di rimessa da parte del Sassuolo. Sansone porta a spasso Correia e Abruzzese a margine per scaricare al centro per un liberissimo Boaci che chiude col più facile dei tap-in. Sassuolo 1, Crotone 0, ottava rete stagionale per il ghanese Boaci. Ghanese che non si era visto fino a questo momento. Il Sassuolo però con la sua azione di rimessa è riuscito a indirizzare la partita verso i binari giusti. 67esimo, adesso l'11 di Pea è letteralmente scatenato. Ancora Boaci di rimessa, porta letteralmente a spasso la difesa, scarica per la corrente Sansone che però ha il corpo all'indietro e il pallone termina sul fondo. 70esimo, punizione dal limite. La finta è di Valeri per la corrente Terranova, Pomini c'è. 78esimo, quinto angolo del match per il Sassuolo. Pallone che arriva in zona Missiroli, zuccata vincente del numero 70 nero-verde e 3 punti ipotecati. Sassuolo 2, Crotone 0, ottava rete stagionale per Missiroli, prima con la maglia degli emiliani dopo le 7 con quella della Regina. Marcatore a parte, la squadra di Pea c'è. Nervi a fior di pelle dall'altra parte, Nicola Sansone protesta troppo con Baracani, arriva un giallo, ne arriva un secondo perché l'attaccante dei calabresi non si placa e arriva allora anche il cartellino rosso. Crotone in 10 per gli ultimi 10 minuti di partita, non succede però più nulla e allora è il Sassuolo a portare a casa i 3 punti a margine di una partita giocata assolutamente bene da un punto di vista tattico e di rimessa. Il Sassuolo è in corsa ancora per la promozione diretta in Serie A.